Abbiamo appena finito un incontro straordinario con i ragazzi della seconda C, guidati dalla professoressa Anna Pavano. Un incontro dedicato alla poesia e a questo mio libro, Abitare gli abiti, edito da Edizioni del Foglio Clandestino. Ed è stato un incontro straordinario perché non capita tutti i giorni di parlare ai ragazzi di poesia e di ricevere poesia dai ragazzi, perché i ragazzi proprio hanno scritto dei versi portando dei loro abiti, perché anche questo abbinamento tra poesia e abito e perché anche ho voluto sollecitare questo tipo di scrittura e fare questo lavoro con loro, perché l'abito è una metafora profonda e importantissima della nostra vita. Siamo tutti abitati dagli abiti, gli abiti vengono abitati, poi noi ci accomiatiamo dagli abiti e ciò che l'abito poi alla fine trattiene nel tessuto, nei colori, è una memoria di sensazioni, di emozioni e racconta la storia di chi lo ha indossato. Vorrei anche aggiungere che questo libro è diviso in 2 sezioni, perché appunto un libro di poesia si costruisce sempre, con questa partizione, no, le sezioni rappresentano dei momenti di riflessioni, che necessarie proprio alla poesia. E la prima parte appunto di questo libro parla ha per titolo Lavaggi e quindi raccoglie una serie di liriche che sono anche molto ironiche, la poesia dà dei consigli, su come togliere le macchie da tessuti, su come appendere, i panni a delle mollette, e quindi ecco, il linguaggio della poesia poi incontra quello dell'ironia, che è un'altra arma, che mi appartiene e che è un'arma affilata, necessaria, ecco, non solo a far riflettere, ma anche a focalizzare con una lente particolare quella che è la realtà. Vorrei allora cogliere anche l'occasione per augurare buon Natale a questi ragazzi così accesi di futuro e ringrazio il Liceo Ospedalieri per questa bellissima opportunità.